Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. Si sono conclusi i rilievi utili a redigere il piano di recupero del veliero Bayesian, piano che verrà presentato adesso alla Capitaneria di Porto che dovrà approvarlo. Si tratta di una procedura molto complessa che richiederà l'impiego di mezzi navali specializzati e subacquei esperti. Si è svolta l'udienza per uno dei 5 egiziani accusati per lo stupro di gruppo avvenuto alla Villa Bellini di Catania ai danni di una tredicenne lo scorso gennaio. L'imputato ha chiesto il rito abbreviato. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 25 ottobre. Gli altri 4 imputati andranno a processo con il rito ordinario. Operazione della Guardia di Finanza a Palermo che ha portato al sequestro di 2 aziende molto note in città per la vendita di gelati e prodotti di pasticceria. Arrestato il proprietario accusato di concorso esterno in associazione mafiosa poiché è ritenuto socio in affari del boss di San Lorenzo Michele Micalizzi. Un 23enne è stato arrestato a Catania dalla polizia per detenzione di armi e droga. Quando è scattato il blitz nella sua abitazione, il giovane ha provato a fuggire portando con sé un borsone con oltre 2 kg di marijuana. L'uomo è poi stato inseguito e arrestato. Incidente mortale nella notte ad Alcara Lifusi, nel Messinese, dove un fuoristrada è precipitato in una scarpata. A perdere la vita il conducente del mezzo, un giovane di San Marco d'Alunzio. Ferito gravemente anche il passeggero presente all'interno dell'auto. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.